Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te, cara Natalia, grazie, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 30 maggio, è l'anno del Signore 2026, cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, video, pillole e molto altro ancora. 340 670 9659 se volete essere dei nostri attraverso il WhatsApp, oppure se volete telefonare 0292947222, il telefono è aperto da adesso. Di che cosa parliamo quest'oggi? Quest'oggi parliamo di un'automobile che già alla sua apparizione ha sollevato un coro unanime di proteste, al punto che uno dei più grossi nomi del marchio che produce questa vettura ha detto: per favore levate il marchio dal cofano perché non è assolutamente roba che ha a che fare con noi. E chi è? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della Ferrari Luce, ovviamente lo avrete capito da subito, vettura che peraltro al non proprio leggero costo di 550.000 euro è stata presentata in questi giorni. Automobile che peraltro non è stata disegnata da un designer italiano. L'Italia ha, lo sapete, una lunga tradizione di carrozzieri e di carrozzerie, oltre che di singoli stilisti e disegnatori, ma è stata disegnata da uno che ha realizzato il design dell'iPhone della Apple, che per carità l'iPhone è un ottimo smartphone, ma la differenza tra un iPhone e un'automobile è un pochettino particolare. Allora con chi ne parliamo? Ne parliamo con una figlia d'arte, nonché legittima erede perché è sua figlia. Ne parliamo con Giovanna Scaglione, cioè la figlia di Franco Scaglione, cioè l'uomo che ha disegnato l'automobile più sexy della storia dell'umanità, cioè l'Alfa 33 stradale nel lontano 1967. Direte voi, ma il 33 stradale è un coupé, è una supercar? Sì, quella, la Ferrari Luce, è invece una berlina che ha 5 posti, quello che volete, però stiamo parlando di due vetture che rappresentano l'automobilismo sportivo e aggiungerei anche il tricolore italiano. Giovanna, buongiorno. Buongiorno Antonino e la ringrazio per avermi chiamato in trasmissione e saluto tutte le persone che ci seguono così attentamente. Allora, lei mi sta chiedendo, tra virgolette, sì, cosa ne penso della Ferrari Luce. Ecco, siamo andati dalla 33 stradale alla Ferrari Luce. Che cosa è successo nel frattempo? Oddio, certamente l'evoluzione del car designer è avvenuto perché non hanno più permesso i musi picchianti che una volta davano anche molta soddisfazione, erano belli da vedere e tutto quanto. Poi ovviamente per vari motivi che adesso non stiamo a sindacare perché sarebbe troppo lungo il discorso, le cose sono diventate diverse, ma trovarsi ora davanti a una macchina così Ecco. Scusa, aspetta, Prego. No, perdonatemi, ma è capitato un piccolissimo imprevisto che non mi aspettavo, ma che devo affrontare subito per evitare grossi problemi. Ecco. Va bene, allora chiuda pure che la richiamiamo tra un po'. Ah, bene. Dopo, ti preoccupare.
sì, non ti preoccupare. Ciao. Dicevamo. Scusatemi, Prego, prego. Quindi torniamo al discorso principale e molto più importante. Allora, io mi sono trovata davanti alla televisione, dicevano adesso vi presentiamo la nuova Ferrari luce, e quindi ho detto vediamo, una Ferrari è sempre una Ferrari, che poi, come dicevo prima, per vari motivi si è evoluto il car designer, che molte automobili al giorno d'oggi si può dire si somigliano per mille motivi, vabbè, economici, perché forse manca un po' la fantasia, forse perché tante cose hanno dovuto costringere i designer a determinati, adesso uso forse un termine sbagliato, schemi, per cui in quegli schemi ci devi stare, chiuso. Quindi non viene fuori quello stile che sarebbe più umano, ecco, più umano, perché il car designer nel suo DNA ha la fantasia, prima di tutto la fantasia, creare emozioni che al giorno d'oggi nelle automobili un pochino scarseggiano, secondo me. Questo è un discorso. Quindi mi giro verso la televisione, vedo che stanno svelando, ovvero sia levando il telo dalla macchina, ecco, quando hanno tolto il telo, io sono rimasta a occhi aperti e ho detto devono essersi sbagliati. Cioè, ovvero sia, per un qualunque motivo c'è stato un errore. Quella non è una Ferrari. Cioè, per me, con tutto il rispetto a chi l'ha fatta, che giustamente non essendo un disegnatore di automobili, ci ha messo tutta la sua buona volontà, tutte le sue capacità, addirittura sono andati a disturbare la NASA per chiedere determinate cose necessarie per fare negli interni cose particolari. Io sono rimasta a bocca aperta, ho detto questa non è una Ferrari, questa è una macchina, per carità, avrà 1000 pregi, tutto ma non è una Ferrari. La Ferrari è quella che quando la vedi resti a bocca aperta, è un'emozione, è l'Italia, la rappresentazione dell'Italia nel mondo, almeno per me, io parlo per me, logicamente. Ci sono rimasta e ho detto, ma hanno cambiato completamente tutto. Se adesso da perfetta profana, al di là di essere la figlia di mio padre, mi trovassi sotto casa quella macchina e gli avessero tolto lo stemma Ferrari, cioè, non dico che non la guarderei, per carità, ma certamente non ne resterei affascinata, come resto affascinata dalle varie Ferrari, dai vari modelli. Alcuni mi sono piaciuti di più, alcuni mi sono piaciuti di meno, ma la Ferrari è emozione, è Italia nel mondo. Senta, io le voglio leggere perché ho qui la Gazzetta di Modena di venerdì 29 maggio. Allora, lei dice è Italia nel mondo. Senta che cosa ha detto Benedetto Vigna, che è l'amministratore delegato della Ferrari, parlando nel corso della Motor Valley Fest a Modena. Allora ha detto, se una cosa è disrupting, cioè rivoluzionaria, è disrupting e invita tutti a provare la nuova luce dal 15 al 21 giugno prossimo. Deve vederla la luce per capire che non è copiata dai cinesi, non ha nulla a che fare con le elettriche di altri player. E comunque si può imparare copiando dai cinesi. Qui in Italia abbiamo paura di fare innovazione.
Si fanno confronti su performance, ma è banale. La cosa difficile è fare in modo che le performance si confrontino con la percezione delle persone. Non devi fare qualcosa che ti faccia sembrare di andare sulle montagne russe con prestazioni mostruose che ti fanno stare male. Devi incontrare anche il gusto dei clienti. Certo, mi sembra un discorso più che ragionevole. Ora, anche questa nuova Ferrari Luce avrà certamente la sua fascia di clientela, perché piacerà, perché chi ha la possibilità di investire capitali a quei livelli la vorrà tenere, avere, per dire io ho la nuova Ferrari Luce, io ce l'ho e tu no. Ma se ti vado a chiedere ti piace veramente, credo che forse verrebbe fuori un ni, non un sì. Perdonatemi, questo senza nulla togliere a nessuno, ma la Ferrari la vogliamo mantenere per quella che è, con tutte le giuste, necessarie novità che devono esserci, perché il mondo si evolve, quindi si evolve tutto. Ma non mi cambiate così drasticamente una macchina che, mi ripeto, sono vecchia e vi chiedo scusa, non che sono vecchia, che mi ripeto, la Ferrari è l'Italia nel mondo. Quella lì è una Ferrari, ma non, sinceramente non dà l'emozione giusta, secondo Ecco, me. diciamo una cosa. Un'automobile è fatta di corpo e di anima. Cosa voglio dire? Corpo, vabbè, è quello che vedete, la carrozzeria, le sue forme, poi ne possiamo discutere, piace, non piace, il bello è un concetto soggettivo e siamo tutti d'accordo su Certo. questo. L'anima cos'è? L'anima è quelle sensazioni ed emozioni che un'automobile come una Ferrari, che è un'automobile sportiva dà, cioè non è un mezzo concepito per andare da A a B. Da A a B ti ci porta il taxi, ti ci porta il treno, ti ci porta il mezzo pubblico, ti ci porta un'automobile che non è la Ferrari. Esatto. La Ferrari trasforma quel momento da A a B in un momento epico della tua vita, e non perché fa brum brum, non è quello il punto, perché tanti dicono ah vabbè, ma siete dei passatisti, siete gente che pensa che l'automobile debba fare brum brum. No, il punto è che l'automobile sportiva entra in relazione col suo conducente esattamente come un cavallo di razza entra in relazione col fantino che lo porta sulla pista di gara. Devono vivere in simbiosi, devono essere un corpo e un'anima, devono ragionare insieme, devono soffrire insieme, devono vivere tante di quelle battaglie epiche che alla fine ti restano dentro. Se voi fermate un alfista che ha un'ottantina d'anni e gli dite ma tu quando avevi la Giulia che cosa facevi? Quello vi racconterà di tirate epiche, di sorpassi, di lotte all'ultima curva e così via. Direte voi ma queste cose non si fanno, sono pericolose. Siamo tutti d'accordo, ma quella era anche un'Italia nella quale l'automobile era prima di tutto entusiasmo. Ora il problema è questo: questa automobile non trasmette entusiasmo. Io mi ricordo ottobre del 1998. Io comincio l'università e vado all'Università Cattolica, che come sapete è in pieno centro a Milano. In fondo a via San Vittore c'è Rosso Corsa. Rosso Corsa è, e li salutiamo, la concessionaria della Ferrari e anche della Maserati per Milano. Un bel giorno, mentre stavo andando al collegio femminile, perché era dovevamo, non mi ricordo che attività dovevamo fare, mentre andavo mi sono fermato da Rosso Corsa e ho osato entrare. Sono entrato, c'erano le Ferrari ovviamente esposte, in una concessionaria questo ci sta,
in qualunque concessionaria ci sta questo, e mi avvicino e scopro una cosa straordinaria: le Ferrari profumano. Incredibile ma vero. Era il profumo delle gomme ad alte prestazioni della Michelin, ma soprattutto, e io non l'ho mai dimenticato, l'odore degli interni in pelle. Io sono rimasto come un cretino ad annusare quella macchina, letteralmente ad annusare quella macchina, fino a quando non mi si è avvicinato un venditore e m'ha detto: "Prego, desidera?" Gli ho detto io: "Mi scusi, mi leva una curiosità, mi perdoni il colpo di provincialismo che mi prende, però ma queste sono vere?" Quello s'è messo a ridere e mi fa: "Certo che sono vere." Gli ho detto: "Allora torno fra 3 vite che me ne compro una." Allora, ecco, io onestamente guardando questa automobile, con tutto il rispetto, non è per i 550.000 €, ma è che non mi dà questo entusiasmo. Non, Io non non dà- chiederei al venditore: "Mi scusi, ma questa è vera?" No, No, perché non, come diceva giustamente lei, Antonino, non c'è, non entra sul momento, a colpo d'occhio, quella sensazione di sarai la mia macchina e io e te vivremo in simbiosi. esatto. No, per me no. Perché a modo suo è bella, per carità, io non voglio discutere, perché ci manca. Chi l'ha progettata per lui è il suo non plus ultra, ma non dà emozione. 5 posti, Esattamente. una Ferrari? No. Scusatemi, adesso faccio un piccolo inciso che forse sarà anche un po' comico, ma una volta il figlio di papà si faceva prestare, quando gli andava bene, che il padre diceva di sì, la Ferrari per andare in discoteca. Come arrivava la Ferrari fuori dalla discoteca, tutte le ragazze intorno a guardarla, ad ammirarla e a cercare di attirare l'attenzione del ragazzo che guidava questa Ferrari. Ora, se qualcuno arriva in discoteca con questa nuova Ferrari, io non credo che ottenga lo stesso entusiasmo da parte delle ragazze delle Ferrari che noi siamo abituati a conoscere. La Ferrari, ribadisco il discorso fino a essere veramente noiosa, deve darti l'emozione di essere qualcosa di speciale. Esatto. E non parliamo Scusi, di speciale perché fa brum brum e corre, ma anche solo stando ferma deve dare un'emozione. La gente si deve certo, radunare attorno ad essa e questo non credo che possa essere stimolato dalla luce. no, secondo me no, perché non ha quel che ti attira sul momento. Scusatemi, ho un po' di raucedine perché Prego, sono ancora intanto uscita da quella brutta bronchite. E non ha quel che ti fa dire sono una Ferrari. Se esatto. gli togliamo il marchio, è una macchina. È una macchina bella, fatta bene, costosissima, materiali super mega galattici, però è sempre una macchina. Non è la Ferrari. Ma No. io onestamente l'avrei vista bene come Lancia, ma non come Ferrari. Io sinceramente la Lancia l'ho sempre vista comunque come una macchina con una particolarità, ovvero sia il suo stile inconfondibile. Sì, sì, sì. Adesso, secondo me, stiamo perdendo proprio quell'unicità che era tipicamente italiana,
di avere dei modelli automobilistici diversi. Ormai stiamo diventando un mondo globale, ecco, ci stiamo globalizzando. Macchine, qualunque cosa, ormai siamo così e dobbiamo essere così. No, scusatemi, no, teniamoci la nostra Italia che è tanto bella. Siamo invidiati da tutti. E Giovanna, io ho qui un paio di messaggi che sono arrivati al 340-670-9659. Ora le giro l'immagine che ha realizzato questo nostro ascoltatore. Ecco qua, Giovanna Scaglione, eccola qui, inoltre. Ecco. Il nostro ascoltatore che si chiama Leonardo dice, gliel'ho mandata sul telefonino. Ho chiesto all'IA di Google di disegnare una Ferrari inedita per una motorizzazione completamente elettrica. In 5 secondi ha fatto questo e mi ha dato anche i relativi disegni a costo zero. È un bel coupé con l'alettone. Ferdinando, anche la Ferrari ha voluto la sua duna. Vive la Ferrari, direbbe Oriano, che era il famoso meccanico della Ferrari di Zelig. È proprio così, è proprio così. Ribadisco, auguriamo le migliori fortune a questo modello, perché dietro ci sono lavoratori e padri di famiglia italiani che lavorano e pagano le tasse in questo paese. Certo, tra l'altro è indiscutibile. Tra l'altro Vigna dice quanto ai detrattori ha aggiunto li capisco perché non l'hanno vista, se uno non vede la macchina non è in grado di capire. Abbiamo aperto gli ordini ieri mattina e diversi clienti, soprattutto nuovi, li hanno già piazzati. A riprova dell'interesse riscontrato ha riferito di aver ricevuto già dei bonifici da importanti istituti bancari, la vogliono subito. Le prime consegne partiranno l'anno prossimo, quando saranno possibili anche le prove su strada camuffate. Io, vabbè, si potrebbe fare anche qualche battuta sulla prova su strada camuffata, ma preferisco astenermi. Io dico soltanto una cosa. Nuovi clienti, appunto, nuovi clienti e evidentemente una Ferrari che non parla tanto ai clienti tradizionali, ma ne cerca altri e probabilmente li cerca anche altrove, fuori da questo paese, forse in Cina, forse in un altro tipo di mercato dove... diverso. Ma poi mi perdoni Antonino, adesso è una mia idea, è così che può non avere nessun significato. Come mai appena presentata la macchina ufficialmente, il giorno dopo il titolo Ferrari ha perso l'8% in borsa? Qualcosa vorrà pur dire, anche perché il titolo Ferrari, dice sempre la Gazzetta di Modena, è vero che in questi giorni ha recuperato il 3,5%, però attenzione, siamo ancora lontani dal 30,5% in più che aveva un anno fa. Cioè il titolo Ferrari in un anno ha perso il 30% di valore in borsa. E anche questo è un dato sul quale riflettere. A me pare che si stia passando da un'idea di automobile appunto come oggetto emozionale, oggetto che dà delle sensazioni, all'idea dell'automobile come qualcosa di esclusivo, come un gadget elettronico da sfoggiare di un certo livello, di un certo valore. Però anche qui io torno a quello che ho detto appena l'ho vista in fotografia, appena ho letto i primi report e così via. Scusate, ma voi spendereste 7.000 euro per comprare un Rolex al quarzo? Cioè che va a batterie esattamente come lo Swatch che comprate a 50 euro? Io no. Per un motivo molto semplice. Nemmeno lei, immagino. Per un motivo molto semplice. Proprio di no. Cioè Rolex è Rolex perché è una tradizione fatta di orologeria meccanica di precisione. Questa è la realtà, perché ha fatto prodotti di questo genere. Se domani Rolex piglia e fa il Rolex al quarzo che funziona esattamente come lo Swatch, ma io perché devo pagare 7.500 euro un oggetto che fa le stesse cose di uno che posso comprare a 50?
Cioè, dov'è l'esclusività e la meccanica di precisione del marchio Rolex che non trovo nel Rolex al quarzo? E qua è la stessa cosa. Ferrari si è sempre distinta per le sue produzioni meccaniche, per la sua evoluzione meccanica. Certo. Qui certamente c'è l'assetto, c'è tutto quello che volete, però alla fine è lo stesso motore che fa muovere un'automobile cinese che costa 50.000 euro. Io posso solo dire una cosa, mi auguro che questa novità porti, come posso dire, uno scossone dal punto di vista proprio, come si può dire, del gusto, e che alcuni dicono, vabbè, è una Ferrari diversa, hanno deciso di farla completamente diversa, l'accettiamo così com'è, perdonatemi, Prego. e la consideriamo come un esperimento. È riuscita? Si vedrà nel tempo quante ne verranno vendute, a chi verranno vendute. Esatto, il profilo del cliente medio. Giovanna, io devo chiudere perché sono le 10. Intanto però la ringrazio. Io ringrazio insomma, lei, Antonino, e tutti gli ascoltatori. prego, al piacere di Vi sono risentirci veramente presto. riconoscente con tutto il cuore. Grazie. Grazie, Io ora Antonino. invece vado a inquinare il mondo perché io consumo benzina, quindi se avete voglia ci vediamo al garage Gasparri a Legnano tra un pochino, perché ci passo con la mia 166 2005 V6, prego. E con questo, che ha un motore meccanico, eccellenza Alfa Romeo, già che ci siamo. Va bene, Ecco, con questo... quella è una cosa bellissima, l'eccellenza Alfa Romeo. Ecco. E noi crediamo anche nell'eccellenza Ferrari, quindi i migliori auguri Quello anche alla luce. Assolutamente. I migliori auguri, e il tempo vedrà chi aveva ragione. Esatto. Grazie a tutti e Grazie. alla prossima. Alla prossima, grazie Antonino, grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, sigla. Avete ascoltato il garage